Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Siamo fuori, siamo all'aria aperta, la giornata non è di sole, però noi siamo qui a vivere i momenti all'aperto all'interno della nostra azienda agricola, della nostra fattoria didattica e del nostro agriturismo. E siamo sempre orgogliosi di presentare i nostri menù, perché mantenendo un passo nella tradizione e un passo nelle novità cerchiamo sempre di essere attenti alle esigenze della nostra clientela. La nostra clientela che sta apprezzando moltissimo le nostre paste fatte in casa, però vediamo anche che apprezza moltissimo anche i condimenti che noi prepariamo abbinati alla nostra pasta, quindi le nostre paste condite con i ragù classici piuttosto che con i nostri ragù di corte, ma noi prepariamo sempre anche dei piatti con le verdure di stagione, con le uova, con i formaggi provenienti dalla regione Veneto, cercando sempre di apporre qualche cambiamento. Infatti in questo periodo, accanto al tagliere classico di salumi, stiamo proponendo un antipasto vegetariano a base di uova sode e con il primo radicchietto selvatico, che è proprio sinonimo della primavera in arrivo. Stiamo lavorando molto con le uova, che sono le uova delle nostre gallinelle, e quindi che daranno nuovi colori e nuovi profumi ai nostri piatti. Se siete curiosi di assaggiare i nostri menù e le piccole novità che ogni volta introduciamo nei nostri menù, io vi invito a venirci a trovare. Però mi raccomando, fatelo sempre con la solita modalità e quindi prenotando il vostro tavolo ai contatti che troverete tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo con la mia passeggiata pomeridiana e vi aspetto. Ciao!